Assessore Matteo Zangirolami, oggi il bilancio di chiusura degli eventi e delle manifestazioni di Buon Natale Rovigo, che cosa possiamo dire? Beh, direi una prima edizione sicuramente di successo, una scommessa che possiamo considerare vinta, e tutte le novità introdotte quest'anno hanno avuto un riscontro positivo da parte dei cittadini e quindi sicuramente vincente l'idea di fare un Natale diffuso che abbia coinvolto tutte le vie e le piazze del centro storico, anziché concentrarlo nella sola piazza Vittorio Emanuele e piazza Garibaldi. E questa cosa è stata molto apprezzata, da subito ha avuto un notevole successo il villaggio di Babbo Natale in piazza Matteotti, che ha avuto subito una presenza importante di famiglie, di bambini e di cittadini, così come è stato sicuramente apprezzato la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza 20 settembre, che ha avuto un successo oltre tutte le aspettative. È andato sicuramente bene, molto bene, il mercatino di prodotti tipici delle eccellenze del territorio in piazza Garibaldi, che ha avuto un'affluenza importante tutti i giorni e ha avuto anche un riscontro oggettivo, insomma, importante, con una grande soddisfazione da parte di tutti gli operatori, le aziende coinvolte. È stato anche un momento di promozione del nostro territorio e la scommessa, fra tutte le scommesse, era la tensostruttura, il DOM, posizionata in piazza Vittorio Emanuele, ed è stata questa, credo, il successo fra tutti i successi. Abbiamo ospitato oltre 80 eventi tra recite di Natale dei bambini delle scuole di Rovigo a momenti culturali, spettacoli teatrali, concerti live, DJ set, il cinema di Natale, animazioni per bambini. Quindi oltre 80 eventi sotto il DOM che hanno animato tutte le mattine, i pomeriggi e le sere di tutto il periodo di Natale, con circa 10.000 persone che sono state coinvolte nei vari spettacoli solo all'interno del DOM di Piazza Vittorio. Quindi questa sarà sicuramente una iniziativa da riproporre anche il prossimo anno. Un successo anche la prima edizione del festival in strada, che ha ospitato le principali marching band italiane e anche internazionali, che hanno animato i 2 fine settimana precedenti al Natale, ma direi che nel complesso, insomma, ha funzionato tutto e abbiamo avuto un riscontro assolutamente positivo da parte di tutti gli operatori e soprattutto dei cittadini.